consegna nelle mani di Nico Maignan, pick and roll con Bacco, Maignan mette palla per terra, Bellinelli, primo tiro della sua partita, subito bersaglio, subito uscita per Bellinelli per attaccare il recupero di Jaite, poi torna nell'angolo da Donut che attacca Bass, lo batte, scarica, tripla per Melli dall'angolo, piedi per terra, bruciata la sirena, attacca sulla linea di fondo e mette a bersaglio 2 punti che portano Milano sul -1, consegnato di Sengheglia per Bellinelli, altra tripla che si arrampica sul ferro ed entra, subito si accoppia con Shabazz Napier, tentativo di far uscire Bellinelli che riceve, deve mettere palla per terra, tiro fuori, equilibrio, ma comunque a bersaglio, chiude il palleggio, vuole andare da Miki, palla deviata, la raccoglie ancora Lumberg con 5 secondi per andare a tiro, ci prova Wims da 3, fanno 5 triple su 7 tentativi, grande partenza, secondi, mette palla per terra contro Mitru Long, poi Hackett attacca Melli, ancora Maignan, step laterale, tripla per aria e a bersaglio sulla sirena con anche il fallo subito di Brandon Davis. Insomma è settimane che parliamo della crescita di questo ragazzo. Sicuramente una difficoltà tattica di Bologna in questa gara era quella di sopperire i momenti. Vediamo se coach Scariolo terrà in campo o rimetterà Jaite. Per adesso rimane il belga accoppiato 1 contro 1 con Brandon Davis, grande eleganza in questa conclusione da 2 punti di Davis, si allontana Billy Baron, si avvicina a Brandon Davis per piazzare il blocco, poi rolla, servito alla grande da Shabazz Napier, vola a inchiodare una mano sopra Jordan Miki, numerica, quindi vediamo il pick and roll eseguito alla perfezione con Davis che va a schiacciare, ma adesso veramente tutta l'inerzia del mondo sulle spalle di Milano. Sì, assolutamente. E torniamo al termine di prima, identità. Milano ha un'identità tecnica con Brandon Davis. Nella metà campo avversaria attacca Daniel Hackett per sfruttare il mismatch, poi scarica sul perimetro, grande palla di tocco di Peron per Stefano Donut che capitalizza con la tripla. Rimangono solo 6 secondi per l'attacco di Bologna, Miki lascia spazio a Lumberg, sul cambio rimane con Voigtman, lo attacca, scarica Wims, ottimo tiro creato da Ife Lumberg in emergenza quando mancavano pochi secondi alla fine dei 24. Lo vediamo accoppiato a Lumberg. Sì, mentre Baron con Wims, pick and roll con Schengelia che assorbe il contatto con Voigtman, molto bravo a usare il corpo il georgiano che prima, anzi un pick and pop, Schengelia consegnato, Bellinelli con 3 secondi, tira, soltanto secondo ferro, ma grandissimo rimbalzo in attacco di Schengelia che può valere una fetta di partita, si va da Napier contro Daniel Hackett, ribaltamento, tenuta, spazio, attacca, recupero di Miki, scarica per Melli che si prende la tripla e la segna, Nicolo Melli tiene accesa la fiammella di speranza dell'Olimpia. 75-69, successo che porta la Segafredo sola in vetta alla classifica con 36 punti, mentre Milano rimane ferma a quota 34.